I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno sequestrato a Schio lo studio di un dentista già sospeso dall'ordine per non essersi vaccinato. Le Fiamme Gialle prima hanno eseguito indagini tramite l'ordine dei medici, verificando che c'era un accertamento in corso nei suoi confronti per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, e poi hanno tenuto d'occhio lo studio, registrando un andirivieni di pazienti. A quel punto è scattata la perquisizione, con il ritrovamento di prenotazioni per le visite durante i mesi di sospensione e sentendo 4 pazienti che hanno confermato di essere stati ricevuti nello studio per visite e interventi dentari. Sequestrata anche documentazione contabile che confermava almeno 34 tra visite e interventi dalla data di sospensione dall'albo dell'odontoiatra. L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di esercizio abusivo della professione in concorso con l'assistente alla poltrona. Quest'ultima è stata segnalata anche perché, come riferito da alcuni pazienti, ha eseguito interventi di igiene orale nonostante non fosse in possesso della qualifica richiesta. È il secondo intervento di questo tipo dei finanzieri vicentini nei confronti di operatori del settore medico che, nonostante le sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, proseguono illegittimamente nelle proprie attività sanitarie, attività, quelle della Guardia di Finanza, che proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale.